Anche Venezia ha incoronato i propri campioni di Under 13. Nel pomeriggio di domenica scorsa a Concordia e Sagittaria si sono giocate le finali di Under 13 maschile, femminile ed anche del misto, perché a Venezia c'è una bella tradizione anche per quanto riguarda questa categoria. Ma iniziamo con ordine. Il pomeriggio di Concordia è iniziato con la finale maschile, dove sono scese in campo Volley Team Sandonà e Pool Volley Brenta. Netta la vittoria del Sandonà, che conquista il titolo provinciale. È stata una bella stagione, abbiamo fatto il campionato Under 14, poi l'Under 13, con un gruppo che inizialmente era molto folto, poi via via li abbiamo divisi in 13 e 14. Una bella annata, bravi ragazzi, li abbiamo trovati tanti nuovi quest'anno col progetto scuola, è andata bene. Per quanto riguarda invece la finale femminile, titolo alla GS Sandonà, vincitrice sulle ragazze di casa del Concordia. L'obiettivo inizio stagione era essere in finale, perché comunque ci garantisce l'accesso alla fase regionale e volevamo avere un proseguo lungo. Chiaro che dopo aver cominciato a vedere che le cose venivano bene, l'obiettivo principale era questo, perché loro venivano da un terzo posto dell'anno scorso che li bruciava parecchio, e quindi era giusto fare un gradino di più almeno del terzo posto. Per il Concordia, sconfitto in finale, è comunque un traguardo storico l'aver raggiunto il secondo piazzamento provinciale. Sì, è un traguardo storico, ci avevamo creduto fino alla fine perché questa squadra l'anno scorso ci aveva regalato il titolo provinciale di Under 12 e penso che questa partita sia stata comunque dominata dall'emozione, perché le ragazze hanno dovuto gestire una situazione veramente difficile, giocare in casa con un pubblico così numeroso, una situazione così emotivamente difficile da gestire. Non ci siamo riusciti completamente, ma siamo comunque contenti del risultato e della nostra, di quanto abbiamo ottenuto comunque con questi mesi di lavoro. E fra l'altro la Pallavolo Concordia ha organizzato l'intero evento, come ci conferma il presidente De Santi. Questa giornata sicuramente è stata faticosa per l'organizzazione di questa finale Under 13, ma sicuramente un motivo di orgoglio per aver ospitato queste tre finali di Under 13 maschile, misto e femminile, in cui nell'ultima gara ci eravamo anche noi come protagonisti e siamo riusciti a dar filo da torcere al fortissimo Sandonà. In provincia di Venezia inizierà domenica prossima un'estate di grandi eventi, come ci spiega il presidente del comitato provinciale Formentin. Sì, abbiamo la fortuna di avere dei grandissimi eventi nella nostra provincia, a partire dal trofeo delle province. Seguirà la finale nazionale Under 16 femminile, il mondiale a settembre, il mondiale per juniores, quindi grandissimi eventi in terra veneziana. Cominciamo la settimana prossima con il trofeo delle province e speriamo che Venezia possa dire la sua. Venezia ha una grossa tradizione anche per quanto riguarda l'Under 13 misto, vinta anche quest'anno dal Trivignano. È un progetto nato 3 anni fa, visto le problematiche che ci sono nel maschile nella nostra provincia, cerchiamo di far collaborare e valorizzare sia il livello maschile che il femminile nella stessa categoria fino almeno all'Under 13. Diciamo che noi la vediamo come una delle soluzioni per cercare di incentivare il settore maschile e cercare di uscire da questa crisi che abbiamo. Comunque siamo contenti, abbiamo fissato l'evento dell'altro anno, quindi onore alla Polisportiva Arcobaleno. Ecco allora le considerazioni finali su questa categoria e l'augurio per il proseguo della stagione di queste squadre alla fase regionale. Sì, continuiamo con il progetto di lavorare anche col settore misto, perché per rilanciare un po' il settore maschile. Quest'anno tra l'altro abbiamo avuto una notevole adesione di squadre nel maschile, quindi penso che sarà l'ultimo anno che faremo il settore misto. Comunque abbiamo visto una bellissima pallavolo a livello femminile, una bellissima finale. Questo è il livello Under 13 su due squadre che arriveranno alla fase regionale, che sicuramente diranno la loro, e chissà che sono foriero di buoni risultati anche per le squadre sia maschili che femminili che parteciperanno al trofeo delle province la settimana prossima in quel di Jesolo. Can you hear me singing? It's alright.